Bentrovati a Casa Mia, la scelta perfetta. Anche oggi una puntata nella quale il nostro ospite o la nostra ospite si racconterà, aprirà la propria anima attraverso la sua vita e attraverso le case che ha abitato e magari quelle che abiterà. In tutto questo le proposte del nostro architetto Giusy Tomaselli e soprattutto 3 case, diverse tra loro, proposte dai nostri 3 agenti che come sempre si sfideranno all'interno di questa trasmissione. L'ospite di oggi, una voce bellissima, una donna bellissima che ha dedicato la sua vita al mondo dello spettacolo, la musica, il canto, ma anche la radio. La scopriremo insieme tra pochissimo, perché la puntata di oggi di Casa Mia, la scelta perfetta, sta per cominciare. Questa è Casa Mia, la scelta perfetta, e anche in questa puntata siamo pronti ad affascinarvi con le nostre proposte, ma soprattutto con il racconto della vita di un ospite che ci raggiunge in ogni puntata, e oggi ho il piacere di presentarvi una donna bella, una voce bellissima e, come dicevo prima, una donna che ha dedicato la sua vita al mondo dello spettacolo. Paola Quattro, benvenuta a Casa Mia. Grazie di questa ospitalità bellissima, sono felicissima di essere qui e di potermi raccontare a casa tua, quindi a casa certo. mia. A casa nostra, facciamo così, anche perché, ecco Paola, secondo noi, no, raccontare la vita attraverso le case che si abitano, che si sono vissute, e magari, perché no, attraverso il sogno della casa che si abiterà in futuro, può essere un modo carino per raccontare qualcosa in più delle nostre anime. Intanto ci tengo subito a dire, tu conduci ogni giorno un programma su Radio Studio 90 Italia, che è la radio più ascoltata in Sicilia orientale, che si chiama 4 chiacchiere con Paola. Sei una chiacchierona? Abbastanza, direi. Sono felice. Entro un po' anche nelle case della gente, quindi diciamo che in qualche modo qui mi sento a casa e mi fa piacere poter raccontare quello che quotidianamente in realtà faccio, però oggi in maniera un po' più intima, mi sa. Lo faremo anche perché ci piace raccontare casa tua, e soprattutto voglio cominciare questa nostra conversazione da un tuo ricordo, da una fotografia. Paola Quattro, ragazzina, più che una casa del cuore, un ambiente di una casa del cuore. Ritorna indietro. Beh, devo dire che sin da bambina sono sempre stata legata a questi luoghi dove si vede il verde, dove ci sono gli spazi, e quindi chiaramente la veranda è uno di quei luoghi che mi ha sempre conquistata. Mi ha sempre conquistata perché mi rifugiavo in questi luoghi, perché da piccolina già amavo cantare, quindi secondo me era il luogo dove potevo sfogarmi di più. Era un po' il palcoscenico, sì, un po' la sala, la radio. Esatto, la mia radio, la mia televisione, il mio palco. Senti, quindi andavo lì. E invece la tua cameretta, quando eri ragazzina, com'era? La mia cameretta era piena di cose, ragazzi. Lasciamo perdere, un'altra domanda. No, la mia cameretta era piena di album, cassette, perché insomma c'erano ancora le cassette, c'era un'età, vinili, dischi, e perché anche lì ero già da bambina, la mia cameretta era sempre era musicale, colma di musica da ogni lato. Nella tua vita hai cambiato casa tante volte? Abbastanza, sì, devo dire che mi è capitato spesso. C'è una casa alla quale sono particolarmente affezionata, che era una casa dove mi affacciavo dalla mia cameretta e vedevo il mare. La casa che conosco io. Quella è un'altra, e quella è un'altra molto bella. Vedevo sempre il mare, ma da qui mi affacciavo e c'era proprio il mare davanti. Dove Senti, potevo perdere. Questi trasferimenti, questi cambi di casa, li vivevi con spirito avventuriero, cioè con la gioia di una nuova esperienza, oppure un po' ti facevano soffrire? Cioè caratterialmente sei più conservativa o più aperta? Da questo punto di vista c'era sempre un motivo per il quale cambiavo casa, quindi li vivevo come spirito d'avventura, una nuova epoca, una nuova era, una nuova pagina, e quindi un nuovo mondo. Così come con spirito di avventura stai affrontando la tua quotidianità, la tua contemporaneità, perché è singolare, però il lavoro in questo momento ti porta a vivere metà della settimana in Sicilia e metà della settimana a Roma. Sì, quindi 2 case, tu vivi 2 case praticamente contemporaneamente. Praticamente sì, infatti ho mezzo guardaroba in una casa, mezzo guardaroba in un'altra, a volte cerco delle cose e non le trovo nell'altra casa, poi dove le ho messe, insomma, però è una bellissima, credo di essere fortunata perché riesco a gestire questa cosa, a viverle bene entrambe.
seppur quella di Pomezia, di Roma, insomma, la vivo in maniera più costante e mi rilasso un po' di più. Quindi ecco. se in questo momento ti chiedessi di pensare immediatamente a qual è casa tua, a quale pensi? A quella della Sicilia o a quella di Roma? No, a entrambe, però quella che vivo di più è quella di Pomezia, di Roma. Quella di Roma. Tu ci hai portato delle foto che ci raccontano un po' gli ambienti proprio della casa di Pomezia, della casa di Roma. E io vorrei immediatamente vedere la prima, perché la prima racconta molto della nostra meravigliosa ospite, di Paola, perché è una fotografia nella quale non solo vediamo la casa, non solo capiamo che siamo in una veranda, ma c'è una meravigliosa tastiera. Quindi questo è un ambiente che mi fa pensare che è un luogo dove ti rilassi ma al contempo lavori, crei. La famosa veranda Eccola. che mi perseguita, ma nello stesso tempo che desidero avere sempre a portata di mano. La veranda dove compongo, dove componiamo insieme al mio compagno, la veranda dove lavoro, anche faccio lezioni, e la veranda dove mi rilasso anche quando ho voglia di natura, di vedere un po' di verde. Come vedete c'è un bel panorama, c'è un bel giardino, quindi comunque è rilassante, ispira. Questa è una dimensione di relax e lavoro, mentre la foto immediatamente successiva è la dimensione del relax, perché tu mi raccontavi che comunque in una casa per te è importante che ci sia un camino. Sì, il camino, lo scricchiolio del camino è una di quelle cose che a casa mia non deve mancare. Ovviamente non tutti hanno un camino a casa e non tutti hanno la fortuna di poterlo avere, Certo. però è uno di quei momenti quando sono particolarmente stressata che davvero mi fa perdere la cognizione del tempo. Ti riconcilia con te stessa. Sì, mi riconcilio con tutto il mondo, proprio oltre che con me stessa. E, vedi, mi rilasso. Di fronte a quel camino c'è un divano molto grande. Non riuscivo a fare la foto per bene, quindi c'è un divano molto grande, c'è la possibilità di sdraiarsi, guardare il camino, guardare la televisione e capire un po' anche quello che accade attorno, perché c'è un unico ambiente molto grande anche alle mie spalle, non si vede, però c'è tutto un unico ambiente e questi questo è spazi, relax, sì, questo per è me relax sì, puro. assolutamente. Senti, cos'è la cosa che non può assolutamente mancare nella tua casa ideale? Se è un oggetto, se è un angolo della casa, che cosa? Allora, la vasca da bagno. Bello. Sì. Ah. La vasca Possibilmente idromassaggio. Vabbè, se c'è è ben beh, se meglio, c'è. se c'è meglio. Però la vasca da bagno è uno dei momenti che mi rilassa particolarmente e quindi sì, ti direi la vasca da bagno come... C'è sia a Catania che a Roma. Sì. Immagino, non può mancare. No, assolutamente. Quando il tuo compagno Alberto, che salutiamo, lui tra l'altro Sai tutto? So tutto, sono preparato, lui tra l'altro è un musicista molto bravo, pure lui suona il clarinetto nella banda della Polizia di Stato, quando ti ha proposto appunto di cominciare a fare questa vita nuova, diversa, di trasferirti tra virgolette a Roma, come hai vissuto questa proposta? Beh, diciamo che non è stata una vera e propria proposta, ma è stato un divenire. T'ha rapito, t'ha messo in una Mi valigia sono e ti sei risvegliata a Pomezia. Mi sono insediata. È stato un divenire e anche questa casa mi ha conquistata e l'ho sentita mia in parte perché lui mi ha fatto sentire subito parte integrante di casa sua, perché in realtà è casa sua, però ogni piccolo ambiente, ogni singola parte di quella casa è diventata un po' anche mia, cioè è diventata ormai mia, quindi vabbè, questo lo ringrazio perché mi ha coinvolto dal primo istante in tutto ciò che riguarda la casa e poi chiaramente è sempre bello poter stare insieme, vivere dei momenti speciali. Che beh, sei innamorata, si vede, ti brillano gli occhi. Sì, vediamo. No, non fate i primi piani. Senti, sei pronta a tutto oggi, giusto? Aiuto. No, che diciamo? devi essere pronta a tutto perché noi adesso ci trasferiremo al nostro tavolo tecnico, Ok. dove ci aspetta anche il nostro Vabbè. architetto Giusy Tomaselli e ti faremo 3 proposte diverse, quindi 3 case diverse tra loro, in 3 luoghi diversi, e poi Giusy, che è bravissima, sceglierà un ambiente e ti proporrà anche un possibile cambiamento di un ambiente e a te poi toccherà scegliere una di queste 3 case, perché noi abbiamo 3 bravissimi agenti immobiliari di un'agenzia immobiliare che si chiama Diamante Casa, che ci faranno 3 proposte e loro sono in sfida e quindi Vabbè. all'interno di questa puntata si sfideranno e il giudice unico e inappellabile sei tu. Mi concentro. E allora concentrati, sei pronta Ok. a tutto, perché tra un po' entriamo nel vivo delle nostre 3 proposte di oggi, le 3 proposte di Casa Mia, la scelta perfetta.
Bentornati a casa mia, la scelta perfetta. Come vedete ci siamo spostati in un altro angolo della nostra casa e quindi do il benvenuto al nostro architetto Giusy Tomaselli. Ciao Giusy. Ciao Ruggero, ciao Paola. Anche tu sei pronta a tutto oggi? Assolutamente sì. Senti, tu non sei solo un architetto, sei anche una psicologa degli spazi. Tante volte quando parli con i tuoi clienti devi anche un po' comprendere quello che loro desiderano veramente e quindi fai un po' un identikit dei loro gusti. Secondo te la nostra Paola oggi chi è realmente? Paola è la cliente ideale, una donna solare, carismatica, passionale. Quindi la casa per Paola la immagino come una casa totalmente moderna, aperta agli spazi esterni, dove poter coltivare le passioni che ha. Secondo te le proposte che abbiamo oggi possono colpirla? Io credo di sì. E allora Paola, noi siamo pronti perché il nostro viaggio, la nostra sfida tra questi tre fantastici agenti immobiliari comincia proprio in questo momento. Ti chiedo soltanto di guardare con attenzione la prima proposta, che è la proposta di Orazio. Partiamo da Nicolosi, quindi ci troviamo in un paese molto bello ai piedi dell'Etna ed è la nostra proposta blu. Vediamo allora cosa ci propone da Nicolosi Orazio. Amici di casa mia, ben trovati. Oggi ci troviamo a Nicolosi, alle porte dell'Etna. Lo so cosa state pensando, sembra il solito appartamento, ma dietro questa porta si nasconde un attico che si è stufato di essere ufficio e vuole diventare casa. Appena entrate vi accoglie un salone di 50 metri quadri dove potete mettere un tavolo grandissimo con questa vista bellissima davanti alla finestra, organizzarlo a vostro piacimento o se volete potete anche mettere un divano come questo, enorme, più grande dei monolocali di Milano. E che attico sarebbe senza terrazza? Immagina di pranzare d'estate qui con questa vista. Sì, ma 10 minuti fa c'era. L'attico è organizzato con 3 camere da letto e un bagno. Ma gli spazi sono così generosi che ti permettono di rimodularli a tuo piacimento. Come vi dicevo prima, questo era un ufficio e qui avevano la loro sala snack. Ovviamente voi potrete fare la vostra cucina, con una vista niente male. Qui ti confondi, non sai se godere della vista mare oppure dell'Etna. Amici di casa mia, nel frattempo è arrivato anche il vento. Sono sicuro che questa sarà la scelta perfetta per il nostro ospite. D'altronde, dove lo trovate un attico di 163 metri quadri nella piazza principale di Nicolosi, al 6° piano ascensorato, a soli 180.000 euro. Adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ma che bravo Alessandro, anche simpatico nel suo racconto. Paola, allora, dacci la tua primissima impressione su questa casa, anche sul luogo, su Nicolosi, che te ne pare? Beh, allora mi è piaciuto molto il panorama perché non manca niente, c'è tutto praticamente. Un bellissimo ingresso, spazioso, certo era un ufficio quindi dovrà sicuramente rivedere qualcosa per trasformarla in un appartamento. Ho visto che non c'era la vasca. Quindi ai. Giusy, a questo punto tocca a te proporre proprio a Paola delle idee per rendere questa casa ancora più bella, più attraente, Entusiasmante. più Bene, attrattiva. vi presentiamo lo stato di fatto dell'immobile. Come già appunto presentato, assolutamente la zona giorno è abbastanza ampia, spaziosa e anche panoramica, per cui la riqualificazione si è concentrata più sulla zona notte, in particolare su quella che è la camera padronale. Infatti questa è la pianta dello stato di fatto e vi facciamo vedere, se andiamo avanti con quello che è il progetto. Eccolo qui, eccolo, In vediamo alto proprio dove evidenziato c'è da quel il tondo. evidenziato del cerchio, esatto, quella è la camera padronale dove si è voluto quindi dare un maggior comfort e quindi anche agli spazi più intimi, ricreando il bagno e una cabina armadio.
in prossimità tra l'altro di quelli che sono già i servizi esistenti, c'era già un bagno alla fine appunto del corridoio, per cui lì è stato anche facile poter ricreare un ulteriore bagno. Tra l'altro appunto inizialmente lo stato di fatto appunto presenta la zona snack e piano angolo cottura, era un che ufficio, non ricordiamolo, serviva più di certo. tanto, perché come potete anche notare dalla pianta c'è già la zona living soggiorno e in prossimità c'è anche una cucina, per cui si è voluto impreziosire e dare più importanza a questo ambiente che mancava. Vediamo le foto dello stato Assolutamente, attuale. questo è lo ecco. stato di fatto, lo stato attuale. Il progetto e render è questo. Che meraviglia, guardate un po'. La proposta infatti è quella di una camera abbastanza ariosa, luminosa, nonché appunto panoramica, perché proprio da qui c'è una vista verso l'Etna, e anche nella scelta di questi colori neutri, eleganti, con un tocco di colore allo stesso tempo raffinato. Tu prima hai detto che Paola è moderna, questo è un ambiente molto moderno, quindi secondo me può toccare le corde del suo gusto. Sì, perché comunque c'è al punto giusto, ripeto, anche quella personalizzazione nel colore e quell'eleganza che sicuramente rispecchia un po' la personalità di Paola. Vediamo ancora, ecco, un'altra immagine prospettiva. è questa, da qui si vede proprio l'apertura, quindi quella che poi è assolutamente panoramica, e si intravede anche l'ingresso alla camera, alla cabina armadio e al bagno. Nell'immagine successiva lo vediamo meglio, e infatti come potete vedere sono stati ripresi un po' proprio per dare quel concept un po' a tutti gli ambienti, anche lo stesso colore e questa idea appunto anche del su misura dell'arredamento e dei colori abbastanza luminosi e neutri. Che bello, tra l'altro proprio guardando con attenzione Paola si intravede una vasca da bagno. No, sto Diciamo scherzando. che non c'è la vasca da bagno purtroppo, però c'è di contro una doccia molto ampia e spaziosa che dà anche quel benessere che viene ricercato di solito per vivere ormai gli ambienti. La camera da letto è vista come quell'ambiente dove realmente tu ti ritrovi, ti chiudi e ti puoi finalmente stai con te stessa. rilassare. È vero. Quanto ti è piaciuta questa proposta, Paola? Mi è piaciuta molto, mi è piaciuta anche la zona della cabina armadio, quindi è tutto Funzionale. elegante e funzionale. Sì, Vabbè, ma assolutamente. attenzione Vediamo amiche le mie, altre. perché la gara continua e quindi è il momento di trasferirci un po' più vicini a Catania, a Sant'Agata di Battiati, con la proposta verde che è quella di Alessandro. La sfida continua. Amici di casa mia, buongiorno. Oggi vi porto a scoprire una villa a Sant'Agata di Battiati, una di quelle case che normalmente ti aspetti di trovare fuori dal centro abitato, ma non questa volta. Andiamola a scoprire insieme. Entrare qui ti trasmette subito una sensazione ben precisa: spazio. Non solo quello fisico, parliamo di 260 metri quadrati coperti con oltre 700 metri di giardino, ma anche quello mentale che ti fa dire finalmente respiro. Adesso vi porto dentro. Al primo piano la cosa che colpisce di più è questo salone. 60 metri quadrati di puro spazio. Immaginate qui le feste, un compleanno, il Natale, il Capodanno. Una delle cose belle di questo salone è che da questo lato è collegato direttamente alla cucina. E l'altra cosa bella di questo salone sono questi 30 metri quadrati di balcone terrazzato, quasi come fosse un'estensione del salone stesso, ma da cui al contempo si può osservare il giardino nel suo massimo splendore. Ora però entriamo che siamo in inverno e c'è freschetto. L'intera filosofia padronale si riflette in tutta la casa e anche nella zona notte. 3 camere da letto, un bagno con possibilità di ricavare un secondo bagno, e poi c'è lei, la camera padronale per eccellenza. Quasi 40 metri di camera da letto. Vi ricordate il terrazzo del salone? In questa padronale abbiamo un gemello, solo che da qui la vista è decisamente superiore. Amici di casa mia, siamo quasi giunti alla fine, ma prima di salutarvi volevo farvi un brevissimo riepilogo. Parliamo di una villa singola, su 700 metri di giardino molto curato, 260 metri quadrati coperti, che diventano quasi 300 se consideriamo in aggiunta il garage e una dependance. E la richiesta? Appena 479.000 euro, e sono sicuro che questa casa sarà la vostra scelta perfetta.
Proposta verde, bravo Alessandro, anche molto simpatico. Ho visto un camino, Paola, quindi mi pare che qui, che te ne pare? Anche in questo caso, vabbè, la zona Sant'Agata Libattiati è un po' più a portata di mano, direi, per più tante vicina al cose. centro. Sì, più vicina al centro, ma sono curiosa anche in questo caso di vedere come la ricambierà, come l'arrederà, la riarrangerà, direi, in Il termini nostro musicali. architetto. Allora, Giusy, su che ambiente ti sei concentrato? Allora, diciamo che qui sicuramente il valore aggiunto è il proprio giardino, perché abbiamo questa estensione del verde, quindi che al momento in purtroppo alcuni ambienti, alcuni spazi è totalmente chiuso, ecco, non entra in casa. Quindi qual è l'idea progettuale? Passiamo un attimo alla pianta dello stato di fatto. Eccola. Dove si può vedere che a piano terra c'è questa situazione, questa distribuzione un po' bloccata di queste camere totalmente statiche, quindi un po' una distribuzione anni 70, un po' anni no? 70, Un po' antica, esatto, sì. un po' antica, per cui valeva la pena assolutamente di creare un ambiente unico, un open space, soprattutto per tirare fuori quello che è un elemento anche importante, che è il corpo scala, che al momento risulta totalmente chiuso tra le pareti, quindi quasi un po' come un volume condominiale. Quindi l'idea proprio progettuale si è concentrata su questo. L'idea di portare, andiamo avanti, vediamo un po' il progetto rappresentato da questo cerchio proprio dove Sì. si vede assolutamente la demolizione di tutte quelle pareti che risultavano anche inutili e quindi bloccavano tutto. In questa maniera si crea un open space. Spazio unico, grande, accogliente. Al E momento questo. la condizione della scala è quello che stiamo vedendo. Ci siamo concentrati su questo perché sicuramente c'è un bel potenziale e andava assolutamente tirato fuori quello che dicevo prima, quell'anima nascosta. Cosa bisognava fare? Aprire totalmente corpo scala e ricreare così un ambiente abbastanza rioso, luminoso, ecco, funzionale ma allo stesso tempo bello, creare quell'abito su misura che in ogni ambiente sicuramente è importante. Quindi qui c'è il corpo scala molto neutro con una resina e la pedana dove è stato inserito anche un po' di verde, ecco perché il verde diventa uno degli elementi guida, il verde esterno ma anche interno, per cui in piccoli richiamano, no? elementi che possono essere complementi dal divano, dai tessuti, assolutamente è stato riproposto. Si vede lo svuotatasche a sinistra, c'è questo specchio che dà anche un po' di volume, di profondità e poi tutto il resto, soprattutto la luce, sia naturale perché già quella viene direttamente dagli esterni, quindi dalle vetrate, sia artificiale perché c'è uno studio anche dei corpi illuminanti, come potete vedere, anche sul corpo, sulla lampada della zona sospensione della zona tavolo. E la scala piuttosto così che- diventa parte integrante, diventa un complemento d'arredo in tutto e per tutto. In tutti i sensi, totalmente. Quindi si apre totalmente in questo ambiente e tutto diventa più luminoso e anche, perché no, confortevole e allo stesso tempo elegante. Paola, ti convince questa scelta e soprattutto l'interpretazione di Giusy? Il tocco dell'architetto è stato fondamentale, devo dire, perché ha davvero trasformato totalmente Vero. questo ambiente, l'ha rimodernizzato, l'ha reso, anche seppur minimal, perché comunque continua a esserlo, davvero molto molto bello. Quindi complimenti perché Grazie. rispetto a come era prima già è diventato È un'altra qualcosa cosa. di... Ma, la cosa che mi chiedo è sicuramente ristrutturare una casa del genere che già ha un costo di un certo tipo, ristrutturarla tutta. Può che essere costa impegnativo. È quello che fa paura perché di solito appunto si parte già da un acquisto importante, quindi spesso si chiede il budget perché il cliente si preoccupa ma quanto mi Certo. costerà ristrutturare, anche perché parliamo di un immobile di una certa importanza, Certo. anche grandezza. Io dico sempre che il budget è importante perché il progetto dipende molto da quello, ma non solo, perché si può assolutamente con delle strategie realizzare delle soluzioni assolutamente anche, perché no, belle, perché dico sempre che il bello non ha un prezzo, È poi vero, ci sta è anche vero. un buon gusto, quindi significa anche riuscire a creare degli ambienti anche che anche siano con poco. anche Hai con visto poco. che poi voi donne siete bravi in Anche questo, il con buon poco. gusto e soprattutto riuscire sempre a fare quadrare i conti. Siete fantastiche le donne per questo. Ultima proposta, ci trasferiamo questa volta poco fuori Catania, andiamo ad Aci Castello perché è proprio lì che la nostra sfida si conclude con la nostra ultima proposta. La proposta gialla è quindi la proposta del nostro amico Carmelo. Cari amici di Casa Mia La Scelta Perfetta, bentornati. Oggi siamo ad Aci Castello, in via Concetto Marletta, e voglio mostrarvi un appartamento completamente ristrutturato.
C'è chi al mattino preferisce bere il caffè guardando il muro della cucina e chi invece preferisce svegliarsi così. L'ingresso è su questo salone, adiacente alla cucina da questa porta a doppia anta. Andiamo, passiamo alla zona notte. Qui abbiamo in totale 3 camere da letto. Ma guardate qui, la camera matrimoniale è comunicante con questa seconda stanza, ma all'occorrenza, se desiderate ricavare la terza camera da letto oppure uno studio, la potete tranquillamente chiudere perché ha anche un secondo accesso. Anche se la seconda camera è così grande che puoi addirittura farci giri in bici, possibilmente con le ruote gonfie. E per finire, il bagno di rappresentanza chiude la nostra visita all'interno dell'appartamento. Anche se, a mio parere, il terrazzino rimane sempre il cuore della casa. Cari amici di casa mia, la scelta perfetta, la nostra visita termina qui. Vi ho portato a scoprire ad Aci Castello e più precisamente in via Concetto Marletta un appartamento di 138 metri quadri, escluso le aree scoperte, con un garage di 22 metri quadri e una cantina, piccola ma comoda. E il prezzo per questo immobile, compreso il panorama che ho alle spalle, è di 140.000 euro. Ma io adesso vi lascio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Non manca niente in questa puntata di Casa Mia, questa è la nostra terza proposta. Noi ovviamente, commentiamo nel frattempo. Bella l'idea della bicicletta in camera, Paola. Vuol dire che c'è spazio, evidentemente, anche quella del caffè in effetti. Posto bello, Aci Castello è un posto che certo Sì, non scopriamo oggi, quindi vivere ad Aci Castello anche in questo caso è tanta roba. Ma la nostra architetto, Giusy, cosa hai pensato per questa casa, quale ambiente? Qui altro tema, altre idee. A proposito della bicicletta, entriamo direttamente in una delle camere e diventa una camera con la bicicletta invece, entriamo. esatto, destinata invece ai più giovani. Ecco, questo è lo stato di fatto, ma più che altro stato di progetto. Già vediamo l'intervento, là c'è il c'è cerchio. l'intervento, sì, in una di queste camere, quindi ci siamo concentrati più su questa parte che un po' mancava e un po' siamo rimasti un po' colpiti dal fatto che comunque non c'è un'attenzione a quelle che sono appunto le camere, quindi anche alla luminosità. La finestra panoramica sì, però è come se tutto invece risultasse ancora un po' bloccato e anche un po' non curato. Per cui andiamo avanti, qui c'è lo stato la di fatto foto con la nostra dello stato bicicletta. di fatto, esatto, con la bicicletta, quella non manca, andiamo avanti, ecco qui l'idea di progetto. Altro colore, in questo caso una carta da zucchero, quindi anche un colore che normalmente piace un po' sia ai grandi che ai piccoli. C'è sempre l'idea dello studio del su misura, per cui in una cameretta più piccola l'idea è quello di proprio ricreare degli spazi funzionali. Oggi in camera i ragazzi soprattutto passano molto tempo, per cui ci vivono, e questo è proprio pensato in questa maniera, con la testata letto su misura, con la carta da parati. Altra immagine dello stato di fatto, e qui c'è l'altra soluzione della parte della scrivania con la boiserie piuttosto che l'armadio funzionale. Bella, moderna, Sì, luminosa. e anche qui c'è appunto l'idea della luce, del colore, che è fondamentale in un progetto. Giusy, qual è il colore preferito della nostra Paola secondo te? Ma secondo me Paola ha un colore, sicuramente colori caldi. Tra tutti mi piace parlare spesso del colore cappuccino, perché Anche a me piace cappuccino, non solo il colore del cappuccino. Infatti spesso è una parola, il cappuccino. Arrivo in cantiere con la mia cartella colori, abbiamo capito, l'architetto oggi propone il cappuccino. Bravissima. Ovviamente dipende dalle giornate, a volte il caffè di più, a volte un caffè minore, però volte sempre un macchiato, cappuccino, a a volte volte no. L'importante per me è che ci sia il cornetto col cappuccino, Bravo, ragazzi, esatto. mi mettono tutti d'accordo. Paola, che te secondo ne me pare di quest'ultima proposta? Allora, questa è una scelta diversa sicuramente rispetto alle altre due, più adatta per i ragazzi, indubbiamente, colori belli, caldi. Questo colore è molto molto affascinante, un colore che a me piace parecchio, e quindi in base alla scelta che viene fatta
è sicuramente una bella scelta. Vabbè, allora ragazze, vi do il tempo di riordinare le idee, soprattutto a te Paola, ti do il tempo di riordinare le idee perché tra un po' dovrai essere giudice inappellabile di questa sfida e quindi di questi 3 racconti che vi abbiamo fatto attraverso gli agenti immobiliari di Diamante Casa, di queste 3 abitazioni, in luoghi diverse tra loro, ma che poi, come avete visto, con l'intervento della nostra Giusy Tomaselli diventano dei luoghi veramente belli. Quindi la puntata continua tra poco perché arriverà il momento della scelta. Tra poco vi aspetta a casa mia la scelta perfetta. Siamo prontissimi qui a casa mia la scelta perfetta, a decidere e a capire soprattutto quale sia la scelta della nostra ospite di oggi, di Paola Quattro. Abbiamo visto 3 case, 3 proposte diverse grazie ai nostri bravissimi agenti di Diamante Casa, quindi grazie a Carmelo, Orazio e ad Alessandro, però vi facciamo rivedere tutto in un'unica clip per ricordarvi le 3 proposte di oggi, eccole. Amici di casa mia, sono sicuro che questa sarà la scelta perfetta per il nostro ospite. D'altronde, dove lo trovate un attico di 163 metri quadri nella piazza principale di Nicolosi, al 6° piano ascensorato, a soli 180.000 euro. Amici di casa mia, parliamo di una villa singola, su 700 metri di giardino molto curato, 260 metri quadrati coperti, che diventano quasi 300 se consideriamo in aggiunta il garage e una dependance, e la richiesta appena 479.000 euro, e sono sicuro che questa casa sarà la vostra scelta perfetta. Cari amici di casa mia, la scelta perfetta: un appartamento di 138 metri quadri, escluso le aree scoperte, con un garage di 22 metri quadri e una cantina, piccola ma comoda. E il prezzo per questo immobile, compreso il panorama che ho alle spalle, è di 140.000 euro. Ma io adesso vi lascio e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao! Sempre bravi i nostri agenti immobiliari. Paola, ti lascio ancora qualche istante per prendere la decisione giusta e nel frattempo vi do un consiglio molto utile per le vostre case. La casa è il luogo dove ogni giorno prende forma il nostro modo di vivere, dove luce, comfort e bellezza diventano parte della nostra quotidianità. Da oltre 40 anni CTA Tende trasforma gli spazi esterni in ambienti da vivere, con soluzioni su misura che uniscono tecnologia, design e funzionalità. Siamo specializzati nella produzione, personalizzazione e installazione di tende da sole, tende a pergola, bioclimatiche, soluzioni a rullo e zanzariere, progettate per adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni cliente. Ogni progetto nasce dall'ascolto perché ogni spazio è diverso e ogni cliente immagina un ambiente che parli di sé. E dove non arriva l'immaginazione, arriva il nostro ufficio tecnico, capace di trasformare un'idea in una soluzione concreta, elegante e funzionale. Le pergole bioclimatiche e le tende a pergola, modulabili e personalizzabili, permettono di vivere gli spazi all'aperto in ogni stagione, offrendo protezione, comfort e libertà. Le vetrate panoramiche creano continuità tra interno e esterno, ampliano gli ambienti e lasciano entrare tutta la luce che desideri. E per chi cerca una schermatura elegante, lineare e sempre attuale, la nostra nuova linea di tende da sole garantisce il massimo comfort, valorizzando ogni spazio con stile e design. Grazie ad una produzione all'avanguardia e a un'esperienza consolidata sul territorio, offriamo qualità, affidabilità e soluzioni che durano nel tempo. Dalla progettazione alla realizzazione, il nostro team ti accompagna passo dopo passo, aiutandoti a scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Perché non si tratta solo di proteggere dal sole, ma di vivere ogni momento, ogni spazio e ogni stagione. Raccontaci le tue esigenze e noi ti aiuteremo a realizzare l'ambiente che hai sempre immaginato. Vieni a trovarci nel nostro showroom ad Aci Sant'Antonio in via Fossalupo 2 o scopri i nostri rivenditori autorizzati in tutta la Sicilia. CTA Tende, la qualità e l'innovazione al tuo servizio. Ci siamo, praticamente i giochi sono fatti, siamo prontissimi a brindare, il recap lo abbiamo visto. Paola, adesso tocca a te. Quale delle nostre 3 proposte
ha toccato il tuo cuore? È stato molto complicato, ma grazie all'architetto, anche perché poi secondo me risistemare casa è anche terapeutico, quindi Vero. l'apporto dell'architetto è fondamentale, è stato fondamentale per la mia scelta e ritengo che la seconda Battiati. scelta, Non avevo dubbi. Battiati, Alessandro. Assolutamente. però con le modifiche in tutta la casa direi dell'architetto sarebbe veramente la casa ideale per quanto mi riguarda. Perché la rispecchia di più Sì, mi è piaciuto il la giardino, natura. mi è piaciuta la natura, anche la prima devo dire, sono stata indecisa per un po', però la scelta e il tocco dell'architetto ha cambiato, complimenti perché Grazie. ha modificato davvero il tutto, mi ha fatto totalmente cambiare Ma non idea. avevamo dubbi, per Sì, questo abbiamo molto scelto la brava. migliore. E allora noi siamo pronti a brindare, siamo pronti a salutarci così a te. Facciamo i complimenti ovviamente ad Alessandro Signorelli che oggi vince questa puntata, però voi lo sapete, no? Ogni puntata è una sfida nuova, è una gara diversa, però proprio per tutta la settimana Alessandro avrà l'opportunità di vedere sulle nostre emittenti, su Antenna Sicilia e Telecolor, la riproposizione di questa casa. Quindi oggi ha vinto Battiati, ma chi vincerà la prossima puntata? Noi non lo sappiamo, abbiamo la certezza che tu ci seguirai anche da Roma, Sicuramente. indipendentemente da dove ti trovi, e finisce così la puntata di oggi, perché voi lo sapete, la casa è un rifugio, la casa è il luogo nel quale torniamo magari la sera dopo una dura giornata di lavoro, e per essere veramente casa nostra deve raccontare e rispecchiare la nostra anima, e noi con Casa Mia cerchiamo di raccontare proprio questo. Alla prossima puntata con Casa Mia, la scelta perfetta.